Benvenuti in questo viaggio tra i capolavori della Pinacoteca Ambrosiana, dove ogni opera racconta una storia di bellezza, mistero e tradizione. Scopriamo insieme i segreti nascosti dietro ai grandi maestri dell'arte in un racconto che vi trasporterà direttamente nel cuore di Milano. Oggi ci fermiamo davanti a un dipinto che sembra parlarci di musica, ma che in realtà ci invita ad ascoltare il silenzio. La natura morta con strumenti musicali di Evaristo Baschenis. La scena si apre davanti ai nostri occhi quasi come uno spettacolo teatrale. Un ricco drappo viene sollevato e ci permette di osservare ciò che si trova dietro di esso. È come se il pittore stesse aprendo un sipario per mostrarci gli oggetti disposti sulla scena. Al centro troviamo un tavolo coperto da un prezioso tessuto rosso. Il disegno della stoffa è riprodotto con grande precisione e rivela immediatamente l'abilità tecnica di Baschenis. Sul tavolo è collocata una spinetta, uno strumento a tastiera. Sopra di esso poggiano un liuto tiorbato e uno spartito musicale. In secondo piano possiamo riconoscere un violino accompagnato dal suo archetto, mentre sulla destra giace una mandora. Tra tanti strumenti compare anche una mela. È un elemento semplice, ma la sua presenza introduce una nota cromatica diversa e cattura lo sguardo all'interno della composizione. Tutto sembra pronto perché cominci la musica. Gli strumenti sono stati disposti in modo accurato e lo spartito attende soltanto di essere letto. Eppure, nessun musicista compare nel dipinto, nessuna mano sfiora le corde, nessun archetto si muove e nessun tasto viene premuto. La critica ha osservato che l'insieme degli strumenti raffigurati sarebbe sufficiente per eseguire una sonata per solista e basso continuo. Baschenis non avrebbe quindi riunito oggetti musicali in modo casuale, avrebbe rappresentato un vero insieme sonoro, completo e potenzialmente pronto a suonare. Ma quella musica rimane soltanto possibile. Per comprendere il significato più profondo del dipinto, dobbiamo avvicinarci idealmente alla mandora collocata sulla destra. Sulla sua superficie il pittore ha rappresentato una sottilissima coltre di polvere. È un dettaglio facile da trascurare, ma decisivo. La polvere ci rivela che lo strumento non viene utilizzato da tempo. Si è depositata lentamente sul legno, trasformando l'oggetto destinato a produrre suoni nella testimonianza di una musica ormai interrotta. Il dipinto cambia così significato. Quella che inizialmente poteva sembrare soltanto una raffinata celebrazione degli strumenti musicali diventa una meditazione del tempo. La polvere racconta il trascorrere dei giorni, l'abbandono e il silenzio. L'opera assume quindi il valore di una vanitas. Con questo termine si indicano quelle immagini che ricordano la fragilità della vita e la natura passeggera delle esperienze umane. La musica è forse l'arte che meglio esprime questa fugacità. Un dipinto rimane davanti ai nostri occhi, un oggetto può essere toccato, ma un suono esiste soltanto nel momento in cui viene prodotto. Appena termina, sopravvive unicamente nella memoria di chi lo ha ascoltato. Gli strumenti muti di Baschenis diventano così il simbolo dei piaceri dei sensi, belli e intensi, ma destinati a svanire. Anche il drappo sollevato acquista allora un nuovo valore. Il pittore non ci mostra semplicemente una raccolta di oggetti, sembra svelarci una verità. Dietro la bellezza delle stoffe, l'eleganza degli strumenti e la promessa della musica si nasconde la consapevolezza che tutto passa. Prima di allontanarci, soffermiamoci ancora sulla polvere. È quasi invisibile, eppure contiene il significato dell'intera opera. Nel silenzio di questi strumenti, Evaristo Baschenis riesce a farci percepire la musica che non suona più e il tempo che continua inesorabilmente a scorrere. Grazie per averci accompagnato in questa nuova scoperta artistica. Se questo episodio vi ha incuriosito, non perdetevi gli altri, dove esploreremo ancora più capolavori della Pinacoteca Ambrosiana. E ricordate, queste opere non vivono solo nei racconti. Vi invito a visitare la Pinacoteca e ad ammirarle dal vivo, per un'esperienza indimenticabile.